لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب, questa è la terza lezione sulla storia di Sulaiman alayhi salam ed è l'ultima lezione su Sulaiman alayhi salam. E sarà una lezione abbastanza corta su Sulaiman alayhi salam, poi a fine lezione parliamo di un piccolo argomento di 10 minuti, inshallah, perché mancano solo poche vicende della vita di questo profeta alayhi wa ala rasulina as-salatu was-salam. Vedo, alhamdulillah, che siamo anche in pochi oggi, però alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nel Quran, quando descrive la gente dell'iman, i mu'minin sulla strada del haqq, attaccati al Rasul sallallahu alaihi wasallam, attaccati ai profeti, sempre li indica e dice che sono pochi. Dice Allah وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. Qalil, pochi sono. Mentre quando descrive la gente che è deviata dalla strada del haqq, sempre sono tanti. Alhamdulillah che Allah subhanahu wa ta'ala ci ha reso fra quei pochi che seguono la strada del haqq, la strada per il Jannah. Come diciamo sempre queste halaqat di zikr, veramente le persone che le seguono sempre e non le mancano, questa è una prova della grande profondità di comprensione di queste persone, perché veramente solo la persona che ha un profondo iman capisce il livello di queste halaqat di zikr, un livello grandissimo, subhanallah. Queste halaqat di zikr sono, come dice il Rasul sallallahu alaihi wasallam, إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. Dice Allah, se vedete i giardini del Jannah, dice farta'u, nel senso entrateci, salite, innalzatevi in esse, perché queste sono giardini del Jannah, queste halaqat di dhikr, dove viene ricordato Allah subhanahu wa ta'ala, viene ricordato il Rasul sallallahu alaihi wasallam, sono giardini del Jannah. Se la persona non ci vive fil dunya, difficile che arriva al Jannah dell'akhirah. Alhamdulillah che Allah subhanahu wa ta'ala ci ha reso fra quei pochi che ha ricordato nelle sue parole Jalla fi'ula. Nelle scorse lezioni abbiamo visto questo grandissimo profeta Sulaiman alayhi wa ala rasulina salatu wassalam. Abbiamo visto come Allah subhanahu wa ta'ala gli ha dato un grandissimo dono, il dono del reame, del regno, oltre al dono del nubuwah, del messaggio di Allah subhanahu wa ta'ala. Abbiamo visto come Sulaiman alayhi salam ha governato il mondo con questa capacità e questo potere che gli ha dato Allah subhanahu wa ta'ala, e come dicono i mu'arrikhin, gli ulama della storia, quattro persone hanno governato il mondo. 4 re hanno governato il mondo, i più grandi re di tutto il mondo sono 4. Il primo? Il primo? Intanto Sulaiman alayhi salam. Va bene? Poi Dhul Qarnayn. No. 2 kuffar e 2 muslimin. I 2 muslimin sono Sulaiman alayhi salam e Dhul Qarnayn, che Allah subhanahu wa ta'ala ha riportato le sue vicende fino a Surat al-Kahf. C'è chi dice che sia Alessandro Magno, Alessandro il Macedone. Molti dicono questo, ma è difficile questa cosa, perché Allah subhanahu wa ta'ala lo descrive nel Quran come un mu'min, uno dell'iman, e quello che sappiamo, Wallahu ta'ala a'lam, è che Alessandro il Macedone, Alessandro Magno, era un kafir. Wallahu ta'ala a'lam. E poi i 2 kuffar abbiamo Bukhta Nassar, uno dei grandissimi re, uno di quelli che hanno
torturato e portato grandissimo dolore ai figli di Israele. E vedremo magari la sua storia andando avanti nelle storie dei figli di Israele. E l'altro, come dicono gli ulama, vi ricordate quello che Allah subhanahu wa ta'ala ha punito con la mosca nella testa? Chi era? لا النمرود النمرود o النمرود. النمرود era uno dei grandi re che hanno governato il mondo e Allah subhanahu wa ta'ala l'ha punito con una mosca che gli è entrata nell'orecchio e gli ha provocato un dolore terribile che è morto. Una mosca, per una mosca. Allahu ta'ala. طيب بارك الله. Quindi Sulaiman alayhi salam è il primo di tutti in ogni caso. E abbiamo portato anche il motivo che ha chiesto ad Allah subhanahu wa ta'ala che gli dia un mulk, un regno che non ha dato a nessuno e non darà mai a nessuno. E Allah subhanahu wa ta'ala ha accettato questo dua. E il mulk di Sulaiman nessuno ha mai avuto e né mai avrà. E abbiamo visto le cose che gli ha dato Allah subhanahu wa ta'ala. Montagne che fanno tasbih al suo canto del Zabur, gli uccelli, i jinn che lavorano per lui. Abbiamo visto come dice Allah subhanahu il jinn, chi costruisce per lui le statue, i palazzi eccetera, chi il jinn subacqueo che cerca nelle profondità del mare. Allah subhanahu gli ha dato tutti i tipi di uccelli che lavorano per lui. Allah subhanahu gli ha dato cose che non ha dato nessuno, gli ha dato il vento che si muove dove vuole Sulaiman alayhi salam, quindi un potere che mai ha dato a nessuno. Come storie di Sulaiman che vengono ricordate nel Corano e Sunnah, abbiamo ricordato quello che è successo con suo padre Daud, quindi ricordo la storia del hukm, del primo delle persone che sono venute per il raccolto che sto mangiando delle pecore eccetera, una storia passata. L'altro le due donne che hanno litigato per il bambino. Poi abbiamo visto la storia della formica, quando ha sentito Sulaiman la formica che parlava, e abbiamo visto infine l'ultima volta la storia del Hudhud, la famosa storia del Hudhud che Allah subhanahu wa ta'ala ha ricordato in Surat al-Naml. E abbiamo visto come Sulaiman alayhi salam era un re del Tawhid, come Sulaiman alayhi salam ha stabilito il Tawhid e ha lottato e ha preparato gli eserciti del Tawhid, come dice Allah subhanahu wa ta'ala. La donna, Malikatu Saba, quando gli è stata buttata la lettera, cosa ha detto? قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Non innalzatevi sopra di me e venite muslimin, venite sottomessi. Sottomessi a chi? Ad Allah subhanahu wa ta'ala. E abbiamo visto immagini della sottomissione di Sulaiman alayhi salam ad Allah subhanahu wa ta'ala, con tutta la potenza e il potere che Allah subhanahu gli ha dato. Però Sulaiman alayhi salam sapeva che quella era ni'ma di Allah subhanahu wa ta'ala, che gliel'ha data e che gliela toglie quando vuole. Oggi inshallah vediamo quello che è successo a Sulaiman alayhi salam con as-safinat al-jiyad. Dice Allah subhanahu wa ta'ala fi surati Sad: وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ, e abbiamo donato a Daud Sulaiman, suo figlio. Ni'ma al-abd. Ni'ma al-abd come per dire che buon servo. Ni'ma in arabo per dire che per innalzare il valore della persona. Ni'ma al-abd, ma non solo quelle persone. Dico ni'ma al-tariq, che buona strada. Ni'ma al-manhaj, che buona manhaj che hai. Dico ni'ma al-rajul, che buona persona, che grande persona. Per questo motivo, come dice Rasul sallallahu alaihi wasallam, parlando di alcuni sahaba, dice: Ni'ma al-rajulu Abu Bakr, wa ni'ma al-rajul Umar, wa ni'ma al-rajul Abu Ubaidah. E dice Rasul sallallahu alaihi wasallam: Ni'ma al-rajul Abdullah ibn Umar law kana yaqumu al-layl. Quindi
questo l'ha usato il Rasul sallam per elogiare ed alzare il livello di alcuni Sahaba. E questo l'ha usato Allah subhanahu wa ta'ala per elogiare e alzare il livello di Sulaiman alayhi salam. Dice: Ni'mal abd, che buon, che grande servo. Innahu awwab. Lo descrive come un awwab. E awwab in arabo significa che ritorna da Allah subhanahu wa ta'ala. Ritorna sempre da Allah subhanahu wa ta'ala col pentimento. Ritorna sempre da Allah subhanahu wa ta'ala verificando il suo cuore se veramente è sottomesso da Allah subhanahu wa ta'ala, facendosi l'esame di coscienza davanti ad Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu awwab, ritorna da Allah subhanahu wa ta'ala. Poi racconta Allah subhanahu wa ta'ala una storia dando un esempio del ritorno, del pentimento e della sottomissione di Sulaiman alayhi salam ad Allah subhanahu wa ta'ala. إذ هذه ظرف زمن. إذ per il tempo, dice quando عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. Sulaiman alayhi salam una sera, dice بالعشي, una sera guardava la sua ra'iyya, i suoi servi, e gli sono stati portati davanti a lui i cavalli. E come sappiamo benissimo, questa è una cosa nella natura delle persone. Le persone, diciamo le persone virili, le persone eleganti, le persone forti sono attratte dai cavalli. Questa è una cosa naturale in tutte le persone. I cavalli sono amati dalle persone per la loro potenza, la loro forza, la loro eleganza, la loro bellezza. E questa è una cosa che conosciamo benissimo negli arabi. Questo hadith dice al-khaylu thalath. Il khayl, cavalli, sono tre categorie. E guarda, compara questo hadith con il presente. Al-khaylu thalath. Dice un khayl, un tipo di cavalli, sono per la riproduzione. Nel senso, cavallo che per riprodurre. Dice un khayl usato fi sabilillah, per combattere, per jihad, eccetera. E un khayl per shaitan. 3. Un khayl fi sabilillah. Un khayl per la riproduzione e un khayl per shaitan. Guarda tutto quello che viene fatto oggi, le gare dei cavalli, cavalli che valgono milioni e milioni di euro. E tutta questa mafia che c'è dietro ai cavalli, e tutte queste scommesse e i soldi che vanno dietro ai cavalli, haram su haram su haram per i cavalli. Dice sallam, quelli sono per shaitan. In ogni caso, la natura della persona è attratta dai cavalli. E Sulaiman alayhi salam gli sono stati portati davanti i cavalli che erano sotto il suo comando. Guarda come descrive Allah subhanahu wa ta'ala. إذ عرض عليه, gli fu presentato بالعشي, di sera, الصافنات الجياد. Così descrive Allah subhanahu wa ta'ala. As-safinat sono quei cavalli che stanno su 3 zampe e la quarta stanno sulla punta dello zoccolo. Sapete il cavallo quando si mette in posa elegante? Sta su 3 zampe e una la alza e la mette con la punta dello zoccolo. E quello è quando lo vedi, un'eleganza, mashallah, subhanallah, che il tuo sguardo rimane catturato. As-safinat, quello è il significato di safinat. Al-jiyad, le veloci, gli agili. Descrive quella razza di cavalli, quella che oggi è quella più costosa, quella più preziosa. E lui è rimasto a guardare questi cavalli per la loro bellezza, finché il sole è tramontato e ha perso la preghiera dell'Asr. Questo è successo a un Nabi, è stato provato da questa cosa qui, finché ha perso la preghiera dell'Asr. E ha detto: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تورط بالحجاب. Non si è accorto, ha detto: ho preferito questo al dhikr di Allah subhanahu wa ta'ala, as-salah, finché il sole è tramontato. حتى تورط بالحجاب, nascosto, non si vede più il sole, è tramontato. Dice: Rudduha Ali, portatemeli qua. E li sgozzò tutti. Ha sgozzato tutti quei cavalli uccisi. Ovviamente
Allahu A'lam se li ha uccisi tutti uno dopo l'altro o solo alcuni di essi, Allahu Ta'ala A'lam, anche se diciamo difficile anche che abbia ucciso tutti i cavalli. Allahu Ta'ala A'lam di queste cose qui, Allahu Ta'ala A'lam, quello che sappiamo li ha sgozzati. E questo è un insegnamento per ogni muslimo, che qualsiasi cosa che porta via il muslim delle ibadah di Allah subhanahu wa ta'ala va cancellato sul momento. Sulaiman alayhi salam ha perso una salat e si è accorto quando il sole ha appena tramontato e ha sgozzato, ha cancellato, ha tolto quella cosa che l'ha allontanato dalle ibadah di Allah subhanahu wa ta'ala. Pensa a noi quante cose ci allontanano dalla strada di Allah subhanahu wa ta'ala, quante cose ci allontanano dal salah, quante cose ci allontanano dal dhikr, quante cose che ci allontanano dalla strada di Allah subhanahu wa ta'ala ogni giorno. Però il muslim, la minima cosa che lo allontana dalla strada di Allah subhanahu wa ta'ala deve essere cancellata. E così facevano i Sahaba, come Abu Darda radiyallahu anhu wa ardah, era conosciuto per la sua ibadah, la sua adorazione. Un giorno ha deciso di cominciare a commerciare, a fare il commercio. Ha cominciato a commerciare come ordinava Rasul sallallahu alaihi wasallam, di procurarsi i soldi per vivere. Dopo un po' ha lasciato questo commercio e gli fu chiesto: perché l'hai fatto? Radiallahu anhu ha detto: ho visto che il commercio mi ostacolava l'ibadah, allora ho preferito l'ibadah al commercio. E non tutte le persone sono in grado di gestire tutto. Abu Bakr radiallahu anhu era il primo che faceva siyam, il primo che faceva salah, il primo che faceva sadaqa, il primo in tutto, ma non tutte le persone sono così. Abbiamo tanti sahaba conosciuti per siyam, altri conosciuti per qiyam, altri conosciuti per sadaqa. Ognuno ha qualcosa che preferisce all'altra. Ma il muslim è quello che si sforza a non lasciare niente di questa dunya che lo ferma dall'ibadah. E la realtà è che il muslim sempre in jihad con se stesso, sempre sforzarsi contro se stesso. Leggiamo in molte vicende dei salaf salih, i nostri ulama, i nostri a'imma. Vedi uno che dice: 20 anni ho combattuto contro me stesso per il qiyam del layl, per la preghiera della notte. 20 anni che combatto con me stesso per il qiyam del layl, e 20 anni dopo mi sono deliziato col qiyam. Sono voluti 20 anni per abituarsi al qiyam del layl. 20 anni di combattimento con se stesso significa un giorno fa salat, un giorno dorme, un giorno vince lui, un giorno vince, eccetera. Così combatte. E se questa è la situazione del mu'min, abshir. Se questa è la tua situazione, che combatti, non dico che sei sempre giusto, sempre perfetto, ma che combatti, una volta vinci tu, una volta perdi, una volta vinci, una volta perdi, così, abshir, che sei sul khair. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dice: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, quelli che si sforzano per Allah subhanahu wa ta'ala, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, Allah subhanahu guiderà sulla strada giusta. Ma che si sforza, che combatte, questo nafs è facile, basta che la lasci correre. Nafs non ha bisogno che la spingi verso il haram, basta che togli le reti, lasciala correre, fa tutto da lei. Però l'ijam, stringere la nafs, la persona combatte tutta la vita. Per questo motivo, come diceva il Sheikh Al-Albani rahimahullah, diceva: la strada dell'iman, questa è una cosa che ogni muslim dovrebbe mettere come stile di vita, subhanallah. Dice: l'Islam o l'iman non è una strada in cui devi arrivare da qualche parte. Non è che tu cammini sulla strada del haqq, sulla strada dell'Islam, sulla strada del tawhid per arrivare da qualche parte. L'importante è che tu muori su quella strada lì, non che arrivi. Dove vuoi arrivare? Combatti sempre per non uscire, ma l'importante è che quando muori tu ti trovi su quella strada, che automaticamente passi al Jannah. Ma devi morire sulla strada, non devi arrivare da nessuna parte, non c'è un traguardo, il traguardo è la morte e tutti arriveranno, ma dove sarai in quel momento lì? Chiaro? Se Allah subhanahu wa ta'ala
أن يحيينا على الإسلام ويميتنا على الإيمان. Tra l'altro viene ricordato un hadith thabit an Nabi sallallahu alaihi wasallam che una prova che Sulaiman alaihi salam, questa è una cosa magari sembra un po' strana ad alcuni, Sulaiman alaihi salam aveva dei cavalli con le ali. Con le ali. Abbiamo anche hadith che la gente del Jannah avrà cavalcature con le ali, che i mu'minin fil Jannah passeranno da un livello del Jannah ad altri cavalcando su dei cavalli con le ali. Il hadith racconta il hadith che Aisha radiallahu anha aveva una cassaforte, una scatola dove teneva dei giochi. Aisha radiallahu anha piccola aveva delle bambole fatte di paglia, arais min al-'ihn, bambole di paglia, e le copriva. Un giorno questa Allah ha visto queste cose qui e ha detto: cosa sono queste? Ha detto: sono bambole di paglia. Poi Allah ha visto alcune bambole che avevano forma di cavalli. Ha detto: Ya Aisha, cos'è questo? Ha detto: questi sono cavalli con le ali. Dice: cavalli con le ali? Dice Aisha dice: Ya Rasulallah, ma tu non sapevi che Sulaiman alaihi salam aveva cavalli con le ali? Il Rasul sallallahu alaihi wasallam ha riso, si è messo a ridere. Quindi una conferma dalla Rasul sallallahu alaihi wasallam che effettivamente è giusto. Sulaiman alaihi salam aveva dei cavalli con le ali. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alna mimman yarkabu هذه الخيول في جنات النعيم. Poi Allah subhanahu wa ta'ala ci racconta un'altra storia di Sulaiman alayhi salam. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Racconta Allah subhanahu wa ta'ala un'altra storia di Sulaiman alayhi salam. Tutto questo dopo che ha detto innahu awwab. Allah subhanahu wa ta'ala, come se Allah subhanahu wa ta'ala sta dando la prova di come Sulaiman alayhi salam si sottometteva ad Allah subhanahu wa ta'ala. Guarda che grande re era, nessun re mai come Sulaiman, e guarda come è sottomesso da Allah subhanahu wa ta'ala. Dice: وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ, e abbiamo provato Sulaiman alayhi salam. وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَا, e abbiamo buttato alqaina sul suo trono jasad, un corpo. La storia tramandata è che Sulaiman alayhi salam, con tutto quello che aveva, gli era stata data una forza che non avevano gli uomini, così come al Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al Rasul sallallahu alaihi wasallam aveva una forza che non avevano gli uomini. Per questo in generale avevano una forza che non avevano altri uomini, e così Sulaiman alaihi wa ala rasulina salatu wassalam. Sulaiman alaihi salam anche fil jima', nel andare a letto con le sue donne, aveva una forza che non avevano gli altri uomini. E Sulaiman alayhi salam una notte ha fatto un nadr, una promessa ad Allah subhanahu wa ta'ala, un patto con Allah subhanahu wa ta'ala. Ha deciso Sulaiman ovviamente aveva tantissime donne, dice questa notte andrò con 100 delle mie mogli, così ognuna mi porterà un figlio che saranno tutti mujahidin fi sabilillah.
100 delle mie mogli e ognuno mi porterà un figlio che sarà un mujahid fi sabilillah. Però Allah subhanahu wa ta'ala ha voluto provare Sulaiman alayhi salam. Allah prova gli anbiya per vedere la loro sincerità. Ha voluto provarlo in tutti i modi. E da queste 100 donne effettivamente ha fatto come ha detto, e nessuna di queste sue donne ha partorito, tranne una ha partorito un figlio deformato. Alcuni riwayat dicono ha partorito solo mezzo uomo. Per questo motivo dice وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا, abbiamo buttato sul suo trono un corpo, ha visto quella cosa che è venuta fuori, ha capito che è una prova da Allah subhanahu wa ta'ala, ثُمَّ أَنَابَ, si è sottomesso, ha capito che Allah subhanahu wa ta'ala provarlo, أَنَابَ. Qala, e guarda, quando ha visto questo ha detto قال رب اغفر لي, ya Allah perdonami, اغفر وهب لي ملكا, e qua la domanda, e dammi un mulk, un regno لا ينبغي لأحد من بعدي, che non avrà mai nessuno dopo di me. إنك أنت الوهاب, sei tu che dai, tu che doni Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dice فسخر, per questa ricompensa, per questa sua sottomissione, il suo pentimento, il suo ritorno, فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. Gli abbiamo dato il vento che corre con il suo ordine dove vuole. Dove vuole Sulaiman alayhi salam il vento va. والشياطين sono i kuffar del jinn, cattivi del jinn. والشياطين كل بناء, ogni banna il muratore che costruisce, وغواص il subacqueo, وآخرين مقرنين في الأصل, e altri incatenati con le catene. Perché Sulaiman alayhi salam, come vedremo anche fra poco, aveva un potere fortissimo sui jinn, li controllava, li raddrizzava subhanallah, e chi non gli obbediva era incatenato, lo incatenava, lo puniva, come dice qua وآخرين مقرنين في الأصفاد. Barakallahu fik. E proviamo il hadith di prima, dice عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يوعك مثل صفر فقلت وضيت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. Dice Allah sallam, sì, soffro come soffrono due uomini di voi. Ecco la domanda che non mi viene in mente. Dice, per l'intelligenza di Allah, dice, per questo avrai il doppio dell'ajr. Guarda, l'intelligenza del Sahaba. Allah dice, soffro come soffrono due uomini di voi. Lui dice, questo perché hai il doppio dell'ajr. Dice il Rasul sallallahu alaihi wa sallam, ajal. Così è. ما من مسلم, poi dice il hadith, ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة أوراقها. Ogni muslim che viene colpito da qualcosa di male, anche shauka, anche la spina che lo punge, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala gli toglie i peccati, dice come l'albero butta le sue foglie. Quindi molti vedono la malattia e pensano che è una cosa grave. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, quante persone hanno sofferto nella loro vita di malattia e sono andati da Allah subhanahu wa ta'ala puliti dei loro peccati. Dice Allah, anche shauka, una spina, viene punto da una spina, Allah subhanahu wa ta'ala cancella i peccati come il dolore. Ogni dolore che prova il mu'min, Allah subhanahu wa ta'ala cancella i peccati come il dolore che sta provando. Poi alla fine del dars, inshallah, vi dico inshallah una cosa che ha detto Ibn Qayyim rahimahullah, una cosa bellissima inshallah collegata a questo. Quindi shayatin, chi non obbediva a Sulaiman alayhi salam veniva incatenato. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, هذا عطاؤنا, questo è quello che ti abbiamo dato, femno, dai, ottieni come vuoi, tutto tu. Subhanallah. Tra le cose che viene ricordato di Sulaiman alayhi salam è che ha rinnovato la costruzione di Beit al-Maqdis. Beit al-Maqdis, il Masjid al-Aqsa. Il Masjid al-Aqsa, dice il Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu al-rihal illa thalathati masajid. Al-rihal, cioè fai le valigie, diciamo, nel senso
capire, questo è il significato di Tashdud al-Rihal, anche se sembra, però questo è effettivamente il significato. Le valigie si fanno solo per 3 messaggi. Nel senso, quando esci di casa e vai verso un posto, si va solo per 3 messaggi. Dice al-Masjid al-Haram, al-Masjid al-Nabawi, e il Masjid al-Aqsa, in cui le salawat sono moltiplicate in questi 3 messaggi. Il Masjid al-Aqsa, come abbiamo detto nel hadith Abi Dharr radiyallahu anhu, Abu Dharr radiyallahu anhu dice: Ya Rasulallah, ayyu masjidin buniya awwalan? Qual è il primo masjid che è stato costruito? Ha detto Allah sallallahu alaihi wasallam: al-Masjid al-Haram, il Masjid al-Haram fi Mecca. Poi Abu Dharr ha detto: thumma ay? Il Rasul sallallahu alaihi wasallam ha detto: al-Masjid al-Aqsa, dopo il-Masjid al-Aqsa. Ed è chiamato il Masjid al-Aqsa, yuqalu min al-Iqsa li bu'dihi min al-Masjid al-Haram, dalla lontananza, lontano da Mecca. Questo si dice wallahu ta'ala a'lam. Dice Abu Dharr radiyallahu anhu: quanto c'è fra questo e quello? Fra il Masjid al-Haram e il Masjid al-Aqsa di tempo, quanto c'è? La loro costruzione dice 40 sana, 40 anni fra questo e quello. Infatti il famoso e il più diffuso e a quanto pare il più giusto su questo è che il Masjid al-Haram l'ha costruito Ibrahim alayhi salam per la prima volta. L'ha costruito Ibrahim alayhi salam, e il Masjid al-Aqsa l'ha costruito Yaqub alayhi salam. Abbiamo detto questo? Abbiamo già detto Yaqub alayhi salam. Alcuni ulama dicono che il Masjid al-Haram è stato costruito da Adam alayhi salam o da Shit ibn Adam. C'è chi dice di Malaika, però quello che sembra più giusto da Nusus è che, cioè dalle prove che abbiamo, è che Ibrahim alayhi salam è il primo che ha costruito questo, il Masjid al-Haram. Va bene? Kaaba, una storia famosa che l'ha costruito con Ismail alayhi salam. Wallahu ta'ala a'lam. C'è chi dice come Allah subhanahu wa ta'ala dice: wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Ismail. Dice Ibrahim e Ismail, Allah subhanahu dice che alzano le basi della casa. Ma questo non significa che prima c'erano, alzano le basi. Non è una prova che 100% dice che prima c'erano le basi. Allah ta'ala alza le basi. Se c'era qualcosa prima sotto o no, Allah ta'ala alam. Non è una prova, diciamo, che forte su cui appoggiarsi. Mentre abbiamo questo hadith che è sahih, che mi ha appena detto, dei 40 anni, e sappiamo con certezza, senza dubbio, che il Masjid al-Aqsa l'ha costruito Yaqub alayhi salam. Yaqub è figlio di Ishaq, figlio di Ibrahim alayhi salam. 40 anni fra uno e l'altro, e la sequenza temporale è giusta. Wallahu ta'ala a'lam. Bene. Sulaiman alayhi salam ha rinnovato la costruzione del Masjid al-Aqsa. Gli Yahud, gli ebrei, dicono che l'ha costruito Sulaiman alayhi salam. Per questo motivo adesso scavano sotto il Masjid al-Aqsa, dicono per trovare Haykal Sulaiman, e tutte queste cose qui, ma niente di vero. Non c'è niente di vero. Il Masjid al-Aqsa l'ha costruito Yaqub alayhi salam, e Sulaiman alayhi salam ha rinnovato la costruzione. L'ultima cosa che ricordiamo è la morte di Sulaiman alayhi salam. La morte di Sulaiman alayhi salam ha chiesto ad Allah subhanahu wa ta'ala di nascondere la sua morte ai jinn, che i jinn non si accorgono della sua morte. E allora Allah subhanahu wa ta'ala ha ricevuto o ha accettato da'wa di Sulaiman alayhi salam. E Sulaiman alayhi salam, seduto sul suo trono, ha preso un ramo di un albero e si è appoggiato su questo ramo, mentre guardava la sua ra'iyya, i suoi servi che lavoravano, i jinn e tutti, e nessuno si è accorto della sua morte. Per lungo tempo, finché sono arrivati quegli insetti che mangiano legna, come si chiamano in italiano? I tarli? Le tarme? Le tarme? Va bene. Mangiano gli armadi anche, eccetera. Le case vecchie pieno. Le tarme hanno mangiato questo legno, col tempo mangiato, finché questo... Allahu a'lam. In arabo si dice al-arada. Al-arada. In arabo si dice al-arada.
Allah l'ha chiamata Dabbatul Ard, Saba. Ha mangiato questo legno finché è caduto e Suleiman è caduto e si sono accorti che è morto. E questa è una prova per tutti che i jinn, gli spiriti, non conoscono il ghaib. Se conoscessero il ghaib, cioè il ghaib delle cose che non si vedono o le cose del futuro, avrebbero saputo che Suleiman era morto, ma non l'hanno saputo finché non l'hanno visto cadere. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: فلما خر, quando Suleiman è caduto, تبينت الجن, hanno capito e visto il jinn che se avessero conosciuto il ghaib, le cose che non vediamo, ما لبثوا في العذاب المهين. Suleiman è morto e loro che lavoravano avevano paura di Suleiman. Suleiman aveva il potere totale sul mondo dei jinn al loro servizio, Allah gli ha dato, e loro avevano paura di Suleiman e lavoravano per Suleiman e chi non voleva veniva punito Suleiman e lui era morto e loro ancora lavoravano col suo ordine, non sapevano che era morto. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: se avessero saputo il ghaib non sarebbero rimasti nella condizione a lavorare anche da morto. E così è morto Suleiman alayhi wa ala rasulina as-salatu wassalam, questo grandissimo Nabi, questo grandissimo re che mai la storia vedrà un re come lui. Ultima cosa, diciamo inshallah, tutte le bugie e le baggianate e le cavolate che gli Yahud hanno detto su questo Nabi. Gli Yahud dicono che Suleiman alayhi salam ha comandato il jinn con sihr, con la stregoneria, con sihr, e questa è una grandissima bugia. E Allah subhanahu wa ta'ala ha risposto agli Yahud e ha detto, Allah subhanahu wa ta'ala: وَاتَّبَعُوا. Questi Yahud qui cosa hanno fatto? اتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Hanno seguito quello che dicono shayatin sul regno di Suleiman. Shayatin hanno convinto gli Yahud che gli comandava con sihr, con la stregoneria, con la magia. Questa è una bugia. Allah gli ha dato il potere su quei jinn. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. Guarda Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. Suleiman non era un kafir, perché il sihr è kufr. Il sihr è kufr. E ogni sahir è un kafir. Come dicono gli ulama, e chi impara il sihr, kafir. E chi insegna il sihr è un kafir. E chi si appella al sihr cade nel shirk. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. Non era un kafir. ولكن الشياطين, quei shayatin, كفروا. Loro che insegnano il sihr, non Suleiman. يعلمون الناس السحر, insegnano alla gente il sihr. إلى آخر الآيات. E il sihr diventa il kufr, perché il sahir, quando fa quello che fa, sempre si appoggia al kufr, al shirk. E il sahir, per prendere i servizi del jinn e farsi fare quelle cose del jinn, yakfur, insulta Allah subhanahu wa ta'ala o fa cose, fa le sue cose sul mushaf o fa altro, tutte queste cose che neanche ricordiamo. Il sahir, per fare quello che fa, deve dimostrare il suo kufr, e più è alto il suo kufr, più i jinn sono sottomessi a lui. E la persona deve sapere che il ghaib lo sa solo Allah subhanahu wa ta'ala. Molte persone vanno da questi sahara, questi stregoni qui, vanno da anche le cose più facili per tutti i giorni. Gli dice: dimmi cosa mi succederà domani, o fammi questo, o scrivimi un foglietto così le cose vanno bene per me. Queste cose solo Allah subhanahu wa ta'ala le sa. قُلْ لَا يَعْلَمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. Tutti quelli che sono su questa terra, sui cieli, il ghaib, le cose che non vediamo, l'ignoto,
lo conosce solo Allah subhanahu wa ta'ala, nessun altro. Jibril alayhi salam, il melek più vicino ad Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril alayhi salam viene dal Rasul sallallahu alaihi wasallam e dice: Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni an as-sa'a, dimmi di sa'a, alla fine del tempo, l'ora, quando sarà? Dimmi di sa'a. Dice sallallahu alaihi wasallam: mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. In senso, Jibril, né io né te lo sai. Guarda subhanahu, né io né te lo sai. Chiaro? Quindi il Rasul pensa anche le cose di ogni giorno. Molte persone aprono il giornale e guardano l'oroscopo. Oh, Capricorno, cosa ha detto oggi? Leone, E dice: ma io non ci credo, lo leggo solo per divertimento. Non leggere quelle cose, né per divertimento né per scherzo. Dice il Rasul sallallahu alaihi wasallam: man ata arrafan fasa'alahu, dice Allah subhanahu wa ta'ala, chi va da un arraf, da questi qua che predicono il futuro eccetera, e gli chiede qualcosa, dice Allah subhanahu wa ta'ala, non viene accettata la sua preghiera 40 giorni. Nel senso, non avrà l'ajr della sua salah. E se va da uno stregone, un arraf, fasaddaqahu bima qal, e crede, prima ha solo chiesto, non credeva, ha solo chiesto. Solo andato, come chi legge l'oroscopo, solo andato, non c'è. Chi invece crede, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. È un kafir quello. Chi crede è un kafir. Stiamo molto attenti a queste cose. Chi legge la mano, chi legge la tazza di caffè, chi legge l'oroscopo, tutte queste cose state molto attenti a Allah. Perché Allah subhanahu perdona tutto, ma shirk Allah subhanahu non lo perdona. Allah shirk Allah subhanahu non lo perdona. L'unico che sa tutto e fa quello che vuole è Allah subhanahu wa ta'ala. E su Allah subhanahu wa ta'ala ci appoggiamo, e su nessun altro ci appoggiamo. E abbiamo visto, lo vediamo sempre, che chi prende queste strade fa sempre una brutta fine. Sempre fa una brutta fine. Chi prende la strada del sihr, che fa sihr agli altri, uno vuole una donna o la donna vuole l'uomo, gli va a fare sihr. Uno che vuole sposarsi va a farsi fare cose, chi vuole rizq va a farsi. Ya akhi, wallahi che avrai da quello solo azab in questa dunya e azab fil akhirah. Solo questo avrai, non avrai niente. Sallallahu alaihi wasallam. Ha paura del sihr. Anche quello che ha paura del sihr. E anche quello che ha paura del sihr. Molti sentono jinn, sihr non paura. Akhi, dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ, e non faranno del male a nessuno tranne col permesso di Allah subhanahu wa ta'ala. Basta. Stanno col volere di Allah subhanahu wa ta'ala. E poi si protegge. Allah ci ha insegnato adhkar del sabah, il jinn non ti tocca. Dice il Rasul sallallahu alaihi wasallam nel hadith di Abi Huraira: chi legge il Qur'an prima di dormire non lo tocca, non lo tocca jinn fino al mattino. E chi dice 100 volte la mattina la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wal hamdu ala kulli shay'in qadir, o chi legge anche il Qur'an al mattino, non lo tocca il jinn tutto il giorno. E dice Allah, che dice a'udhu bi kalimati Allahi at-tammati min sharri ma khalaq, 3 volte la mattina, non lo tocca nessun male. E dice il Rasul sallallahu alaihi wasallam, che dice bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'u al-'alim, 3 volte la mattina, non lo tocca nessun male. Il muslim non ha paura di queste cose, ma il muslim si appoggia a Allah subhanahu wa ta'ala. Lo colpisce qualcosa, quel volere di Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, abbiamo visto tanti fratelli anche che Allah subhanahu wa ta'ala ha voluto che lo colpissero con questa cosa di sihr o di ayn, di mas. Alhamdulillah, sono guariti, alhamdulillah, e stanno meglio di prima. Però il muslim, guardate una cosa, sempre, e questa chi ha esperienze con ruqya eccetera lo vede sempre. Quando una persona viene presa da sihr o da mas o da qualsiasi cosa, sihr sono tanti tipi, sempre lo trovi una persona lontana da Allah. Fai salat? Non la faccio. Sempre. Difficile, veramente difficile. Quasi non trovi una persona che sulla strada di Allah subhanahu wa ta'ala colpita da sihr. Difficile, veramente difficile. Tranne se è un sihr veramente forte, perché il sihr, sono i sihr da 4 soldi, e sono sihr forti. Il jinn e il sihr è un mondo grandissimo.
Allah subhanahu wa ta'ala che ci tiene lontani da quelle cose. Più la persona sta lontana, meglio è da quel mondo lì. Però, mu'min che è sulla strada di Allah subhanahu wa ta'ala non lo tocca niente, tranne se vuole Allah subhanahu wa ta'ala. Chiaro inshallah? Dopo la morte di Sulaiman alayhi salam è arrivato un altro nabi chiamato Daniel, o Daniel in English. Dopo Daniel alayhi salam è arrivato Uzair o Al-Uzair, e dopo l'Uzair, sull'Uzair non c'è tanto da dire tranne piccole cose che diremo la prossima settimana inshallah. E dopo l'Uzair alayhi wa ala rasulina salatu wassalam sono arrivati due grandissimi anbiya, Zakaria e Yahya alayhima salam, e poi Isa alayhi wa ala rasulina salatu wassalam, e con questi finiamo tutti i profeti fino al Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dice il Rasul sallallahu alaihi wasallam: ana awla an-nasi bi Isa ibn Maryam innahu laysa bayni wa baynahu nabi. Dice, io sono la persona più meritevole di Isa alayhi salam, Gesù, figlio di Maria, Isa ibn Maryam. Fra me e lui non c'è nessun nabi. Quindi sappiamo benissimo che dopo Isa alayhi salam non c'è nessun nabi fino all'arrivo di Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam.